le iniziative. Gli eventi più importanti di questa settimana, una settimana che ha visto venerdì 16 maggio il vertice di Istanbul, un vertice che doveva vedere un incontro tra Trump, Zelensky e Putin, ma questo incontro per certi versi si è rivelato un'attesa prematura. Si è capito che Trump è il motore comunque di questa fase di pace, anche se non riesce a risolverla né in un giorno né in qualche mese, come ormai stiamo vedendo. È opportuno e interessante comunque che comunque le delegazioni si siano parlate. Teniamo presente che alle 9:45 di venerdì 16 maggio c'è stato un trilaterale tra le delegazioni degli Stati Uniti, dell'Ucraina e della Russia. Poi alle 11:30 c'è stato un altro trilaterale a Istanbul sempre, Turchia, Russia, Ucraina. Ecco, Zelensky era già arrivato a Istanbul, ma poi se n'è andato perché ha capito che né Putin né Trump sarebbero arrivati, anzi ci sono state delle schermaglie. Putin ha annunciato comunque qualche giorno prima che non ci sarebbe stato questo incontro e diciamo che litigano ancora i due nemici contrapposti, che sono contrapposti in guerra, e litigano anche a parole e quindi ecco che da un lato si dice che Zelensky è un pagliaccio, è sempre un neonazi, mentre dall'altro lato Zelensky dice che la delegazione russa è una vergogna. Comunque Trump diciamo che è il motore regista, ritiene comunque opportuna questo incontro che avviene con le delegazioni che si parlano. Certo, senza di me, dice Putin, non ci sarà nessun avanzamento, prima dobbiamo incontrarci io e Putin. In realtà dobbiamo vedere che sono accadute comunque delle cose anche prima di questo tentativo di riunione a Istanbul. L'accordo sulle terre rare è un accordo, quello tra Trump e Zelensky, che praticamente risolve alcuni aspetti finanziari per la Ucraina. Non è un trattato penalizzante eccessivamente l'Ucraina. C'è un finanziamento paritario di due soggetti, Stati Uniti e Ucraina, che dovranno gestire le terre rare dell'Ucraina, ma l'Ucraina non ha denaro e quindi ecco che per alcuni anni, probabilmente diversi anni, una decina, saranno gli Stati Uniti a finanziare questo fondo per la gestione delle terre rare in Ucraina, finanziamento che consente l'acquisto delle armi da parte dell'Ucraina, quindi anche risolvendo il tema del taglio completo dei finanziamenti agli armamenti dell'Ucraina, che metteva per certi versi in ginocchio l'Ucraina anche nelle trattative. Quindi una continuità finanziaria delle armi garantita per l'Ucraina. Ecco, una delle polemiche che si è manifestata è il ruolo un po' dell'Europa, l'Europa anche allargata con il Regno Unito anche. Il Regno Unito ha svolto un ruolo molto importante fin dall'inizio nella guerra
in Ucraina, perché aveva un accordo di cooperazione e addestramento con l'Ucraina che è servito, e poi con supporto di intelligence, che è servito a far fallire a Kiev l'attacco dei paracadutisti che stavano arrivando a prendere Putin all'inizio della guerra in Ucraina. Certo, il ruolo che anche il Regno Unito adesso, anche se certo ruolo ce l'ha, proprio per questo, diciamo, per questo ruolo che ha svolto fin dall'inizio, ma il ruolo dell'Unione Europea, ecco, nelle trattative abbiamo visto il trilaterale sia quello con la Russia sia quello con la Ucraina, vede i due contendenti infischiarsene dell'Europa. L'Europa è fuori, anzi potremmo dire che per queste trattative i volenterosi, quindi Polonia, Francia, Regno Unito, Germania, per certi versi sono un disturbo. Da un lato sottolineano che Putin non vuole la tregua, dall'altro lato sottolineano il loro supporto all'Ucraina in guerra. Un ruolo probabilmente l'Unione Europea lo avrà dopo la pace, non per l'ambito NATO, ma per una rassicurazione militare dell'Ucraina contro la Russia, e quindi su questo versante vedete che riarmo farà sì che, come dire, per certi versi il riarmo dell'Unione Europea farà sì che gli Stati membri dell'Unione Europea avranno un ruolo di contenimento diretto di eventuali violazioni del trattato, se ci sarà un trattato, o della tregua da parte della Russia, quindi saremo schierati direttamente, attenzione. Trump poi non a caso chiede il 5% del PIL ai paesi NATO, 3,5% per gli aspetti più direttamente militari, l'1,5% per gli aspetti invece più diciamo infrastrutturali. Sostanzialmente nei rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea per queste questioni relative alla difesa abbiamo due scenari: o il distacco graduale, che è quello auspicabile, nel senso che come dire, gli Stati Uniti continuano a coprire la sicurezza dell'Unione Europea sotto ogni versante, e noi piano piano ci rimpadroniamo e però ecco, della nostra sicurezza e difesa, però anche qui sarebbe da fare in modo intelligente, cosa che la nostra classe dirigente europea non è, perché finanzia 800 miliardi, ma a titolo così sparso, così senza una politica estera comune, senza, anche se in questi giorni c'è stato il vertice in Albania, senza che ci sia soprattutto una strategia e dell'industria militare e diciamo degli eserciti e delle forze armate che scelgano un armamento, carro armato o due, e poi ci sia una catena di industriale che li produce e una filiera che ne rassicura i pezzi di ricambio per certi versi, perché presentarsi con 15-20 sistemi d'arma comporta anche tutta la filiera dei pezzi di ricambio, e quindi un'inefficienza e uno spreco totale, a meno che questa questione relativa alla difesa non sia l'obiettivo, non sia un altro, e cioè l'obiettivo è quello in realtà di sostenere la ripresa economica tedesca colpita dalla crisi del settore automobilistico, e quindi con un nuovo settore, quello della difesa, che andrebbe a compensare le perdite. La rottura, ne parleremo quando tratteremo delle cartine fra poco, la rottura diciamo
immediata è l'altro scenario. La rottura immediata ci vedrebbe per certi versi scoperti sul versante della nostra sicurezza e sulla nostra difesa, con quindi la necessità di correre ai ripari con una certa velocità. Comunque le posizioni sono lontane in questo vertice di Istanbul. La Russia non ha raggiunto le posizioni, lo vedremo anche nelle cartine, le posizioni richieste nella Costituzione, nell'avanzamento e nella modifica costituzionale che c'è stata per quanto riguarda la definizione dei territori russi nella Costituzione russa, non li ha raggiunti tutti, e quindi quelli nel territorio ucraino, e quindi ecco che le aspirazioni sono ovviamente quelle. C'è una bozza di trattativa, al momento continua la guerra della Russia come pressione per le trattative, cioè vi continuiamo a logorare. Non sono ancora diciamo operazioni che danno spazio alla nuova offensiva di primavera. Speriamo che non ci sia la nuova offensiva di primavera, che avrebbe come obiettivo non solo probabilmente la conquista dei territori già indicati sotto la sovranità russa, nella Costituzione russa, ma ancora non conquistati in Ucraina, ma qualcosa di più. E quindi ecco che una nuova offensiva di primavera ovviamente costringerebbe poi probabilmente o a un sostegno americano, e il sostegno europeo già è scontato, e poi non si sa come andrebbe per certi versi a finire. Vediamo come la tregua, una pace influirebbe molto direttamente per esempio sui Balcani, cioè su un'area che è stata l'antesignana di quello che è successo in Crimea, cioè per certi versi le guerre balcaniche sono state delle guerre che hanno anticipato da un punto di vista militare e da un punto di vista anche giuridico quello che è stato, quello che poi la Russia invece in direzione opposta e contraria ha fatto in Crimea prima nel 2014, e quindi ecco un'influenza sui Balcani. Se ci fosse una pace ci sarebbero delle ripercussioni dirette sui Balcani. I Balcani sono il nostro giardino di casa insieme al Mediterraneo, e quindi ecco che un ruolo il nostro paese nella pace e nel post guerra, nel dopoguerra dovrà avere, a meno che non abdicare completamente ai nostri giardini di casa, che sono i Balcani e che sono il Mediterraneo.